Maurizio Concatto di Arzignano, co-titolare di un'azienda elettromeccanica che fa avvolgimento su fornitura di motori elettrici e macchine elettriche rotanti in genere. Abbiamo due comparti in azienda, uno dei quali lo stiamo portando avanti, lo stiamo sviluppando, che è rispetto al risparmio energetico dovuto soprattutto all'utilizzo di lampade LED, specificatamente lampade LED per illuminazione stradale, illuminazione pubblica. Stiamo facendo anche lampioni stand-alone, sempre pannello fotovoltaico, batterie e lampade LED per l'illuminazione dove l'energia elettrica non arriva o dove non è conveniente farla arrivare. Ecco. La nostra è un'azienda nata nell'87 come artigiana. Personalmente sono nel settore dell'elettromeccanica dall'inizio degli anni 70 e ho fatto prima come dipendente, poi come direttore di uno stabilimento e successivamente il passo di artigiano. Questa sera qui assieme a altri colleghi abbiamo parlato di alcune problematiche, di alcune soluzioni in maniera particolare che sarebbero molto interessanti per poter dare un attimino una smossa a questo mercato stagnante. Sicuramente siamo stati un po' d'accordo, anche se non è molto bello, non è molto edificante, ci stiamo rendendo conto che i tempi passati non torneranno più. Dobbiamo cambiare, dobbiamo essere gente che sa prendere delle decisioni nuove, che sa anche modificare la propria azienda inserendo cose ex novo.